La convention regionale di Confartigianato al centro del confronto, formazione intelligenza artificiale e rappresentanza delle piccole e medie imprese. Ci spostiamo a Sardara dove è in corso la convention regionale di Confartigianato che si concluderà domani. Oltre 100 i partecipanti, tra i temi al centro del confronto, la situazione del comparto a livello locale e nazionale, le prospettive future, poi formazione, intelligenza artificiale, identità e rappresentanza delle piccole e medie imprese sarde. All'evento ha partecipato anche il presidente nazionale Marco Granelli. Sentiamo le sue parole e poi quelle del neopresidente regionale Giacomo Meloni. Questo Paese deve avere una normativa, fare leggi e norme che siano in funzione del tessuto economico-produttivo che oggi rappresenta l'Italia, che è fatto per il 99,4% da micro e piccole imprese. Quindi noi vogliamo solamente quello. Se questo succedesse vorrebbe dire avere e sfruttare appieno una potenzialità che il nostro Paese oggi ha, soprattutto anche grazie al Made in Italy, di cui noi ci sentiamo ambasciatori e ci sentiamo i primi esportatori, diciamo, importanti nel mondo. Abbiamo in ballo la 949 e credo che sia necessario rivedersi con le istituzioni regionali per rivedere quella norma che va rivista e rifinanziata per il settore artigiano. Credo che sia un valore aggiunto per le imprese che vogliono tecnologicamente migliorarsi.